strumenti magici. Mira così a Martini Galera. Tu tieni il diavolo in corpo. E a te capuccio Marco. Tu sei posseduto dal demonio, metti tuo fazzoletto che aveva cominciato. Ma tu dimmi un po' che fate a fare rimanere uno? Madama, mi sentite bene magnetizzata? Fine. E siete pronta a rispondere a tutte le mie interrogazioni? Papà per tu. Siete pronta? E papà, se no non ti mangi. E allora un poco di latte, un po' di latte. E che ne ci volesse un po' di latte e mezzo pane? Oh, largo, fratelli. Fratelli vi devo chiamare perché siamo tutti figli di Dio e lavamo ciò capello. E non lo dico capello. Un capo in un momento andiamo. Dammi un pacchetto ma Che tengo in moto? e dammi un pacchetto di cammelli. Ecco anche il cammello. Io non avevo proprio contrabbandiere cancellerini. No, ma non rapatino, qua facciamo i esperimenti magici. Oh, Simbolico. Guardate, i sono magici. E se magici, bisogna i magici. piacere, Giuseppe. Facciamo vedere alla gente quello che sparisce e comparisce. Oh, e fammi vedere come lo fai. Sul fatto la lucina, ma no, ma lo potremmo fare un esperimento gratis? Ma perché normalmente lo fa? C'è stata gente che la fa. Ma no, ma raccontate l'ultima volta che ci vedirono. L'ultima volta che ci paghiotero, l'Italia era entrata da poco in guerra con la Turchia. Se no, partiamo dall'inferno. Partiamo da lui. Allora si arriva, diceva parla da arrivare. C'è un bel salone, un grande salone, un salone di gente. Chi è il padrone dello salone? Oh, Barbino! Oh, Barbino, no, ma il padrone è Lucia. 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 E Lucefano. No, Lucia. E Lucefano Cavaralli. È Lucifero, brava madame! Grazie. Madame, e questo pantalone che mi va a indicare, che cos'è? Un catone. Brava madame! Madame, e questo ciulinotto che vi vado a mostrare? È di sesso maschile o è di sesso femminile? Il grilotto è mascolo. Scusate, siete mascolo? Non so lei. Ma voi mi dici tutti quanti così, Ma dice di sì. E allora io dico che di sesso maschile. E ora io dico da chi sei un voglio. E allora io dico, facete se fai, Voglio dare una cosa ai soldi, fare un altro Ma locale. che state chiamando dalla sette? Quando verrà? Ma non lo so, non sono io che faccio i punteggi, è madame che tiene i punti a capo. Madame, facete miei calcoli, Ma troppo lo faccio, una appendicite. Guarda, una parola mia, l'uomo da parola. O vuoi che cosa? Spaccando mica con amici. Così. Senti, ti avrei pensato l'uomo? No, io dicevo che sarà... Quanto? 50. E 5 euro. Io sto lì, con l'uomo, là. Io ne voglio 2 euro. Ma che sto fatto, non c'è? Vieni chiesto te. Madame, lo possiamo fare per 2 euro? Io lo chiamo lei. Vuol dire che mi prende per 2 euro? Brava, madame! E ancora da panino. E si fa per conforto, madame, prognosticate. Io vedo nella palla magica che sei un bravo giovane di onesta famiglia e ti piace Camillo. Brava, madame! Ma qua bravi mi chiamo Abbetto. Ricordatevi bene. Qui dovrei che mi ricordo, no, mio. Come vi chiamate? Abbetto. Madame, che si chiama Abbetto. E il Caggiurì. Camillo. E vuol dire che Camillo è il secondo nome. Brava, madame! Ma qua bravi mi chiamo Abbetto e basta. E ti devi chiamare Camillo e basta. E perché? Perché alle stelle al vecchio nulla piace. Vabbè, andiamo avanti. Vivete voi, vostra moglie e 4 figli. Brava, madame! Ma un momento, il tuo scusato. Adesso, ma poi mi scusate, avete una 3 che 4 quarti, una qua che 4 figli, una picca e 4 quarti. Insomma, un burdello, la casa vostra è un burdello. Andiamo avanti. Avete 57 anni e lavorate nello spazzalamento. Brava, madame! Un momento, io tengo 40 anni. Adesso, a 57 anni, ci è arrivato. Ma qua spazzamento, poi io porto il cassino. Adesso, ma poi la vai a finire. Vita pubblica. Andiamo avanti. Morirai. Perché esiste poco. Poi soldi. Alla vendita 87 anni. Brava, madame! Un momento. 92. Brava, Un madame! momento. 103. Un momento. No, ma tu ti pieno, ma ti casseranno. Che mi trammo te lo direi io potrei attraverso la trombetta magica. Non guarda tutti i bracci pezzi in terreno. Poi una marana, decide che faccio una marana, che 5 figli. Guardi. 2 figli. Brucio. Poi avrei 5. Dammi buono. Vabbè, madame, ce ne dobbiamo andare, stanno arrivando le forze. Lo vedo, le forze occulte. Lascia i suoi forze e loro. Allora chiama qui. Tu dice una mese. Arrivederci, Camilla Aperto. Vi posso leggere la mano? Io non faccio manco un No, no, stai, a gratis. A gradissimo. A gratis. E medicina.